avendo già assistito a una parte di questo convegno, abbiamo sentito parlare il nostro sottosegretario generale di Sicilia, troviamo ancora più determinato. Insomma, siete anche un po' arrabbiati, ma verso chi? Siamo arrabbiati perché non c'è dubbio che il sistema ha bisogno di riuscire. Io dico che questa crisi economica, prima di essere una crisi economica, è una crisi di sistema. C'è una vignetta di Auda sulla Repubblica di domenica che dice che questa crisi forse ci farà diventare migliori, perché credo che bisogna intervenire per cercare di fare tutti insieme il sistema. La Sicilia non può più attendere la lentezza di una burocrazia, una politica spesso eccessivamente clientelare. Oggi bisogna fare le grandi scelte. Credo che dalla crisi bisogna vedere i lati positivi, approfittarne per tentare di venire fuori più forti. Ma quando si parla di dirigenti giovani, tutti ci preoccupiamo perché si parla di burocrazia, si parla di lentezza, si parla che i progetti arrivano ma non vengono mai evasi. Che si deve fare? Il problema è quello, io sono relatore quest'anno della legge finanziaria nazionale, presidente della Commissione bilancio della Camera, e il livello è il sistema burocratico è parte centrale della nostra vita, perché noi crediamo che una burocrazia che funziona è un servizio migliore per i cittadini, una burocrazia che non funziona è il freno all'economia e noi dobbiamo togliere i freni, non dobbiamo metterli, quindi bisogna riformare la burocrazia. Io credo proprio di sì, io credo che è arrivato il momento in cui la meritocrazia non è una scelta politica, la meritocrazia è una scelta di vita, è una questione che va applicata. Non possiamo più sulle spalle dei cittadini tenere burocrati che non servono, società passive, bisogna fare pulizia. E credo che solo in questa maniera si possa rilanciare l'economia di una Sicilia che ha delle potenzialità straordinarie, soffocate da un sistema che non funziona. Allora non soffocare la Sicilia significa cambiare il sistema. Poi, amici di Vespi, voi dovete sapere che questi uomini, come l'onorevole Giudice, altri suoi colleghi, che sono i nostri siciliani doc, che vivono ormai a Roma perché fanno politica a Roma, molti non sanno il lavoro di questa gente, perché alla fine noi ci rivolgiamo sempre al pubblico siciliano, ma i soldi si arrivano in Sicilia grazie a voi. Infatti il nostro impegno è fondamentalmente, capiamo chiaramente ruoli del Parlamento nazionale, ma non dimentichiamo mai di essere nati, di essere stati eletti nella nostra terra, quindi è chiaro che nell'occuparci di problemi nazionali guardiamo sempre con occhio con maggiore tenerezza la terra che ci ha eletto, quindi i problemi della nostra terra. E per questo siamo intorno a Gianfranco, perché crediamo che Gianfranco sia un siciliano vero, un siciliano che ha compreso il disagio di questa terra, e credo che se tutti intorno a lui faremo sistema, la Sicilia potrà avere solo un beneficio. Allora, grazie, noi ci vediamo domani sicuramente a Roma, continueremo con il nostro lavoro. Ti aspetto con enorme affetto.